Rosario Livatino è beato, ma prima di essere beato lei lo ha definito un uomo, un giudice giusto nel suo libro. Perché? Potrebbe sembrare un'esagerazione, una cosa, dice, un giudice non può che essere giusto. No, io intendevo un giudice che era bravissimo, non era buonista, molto rigoroso, se doveva condannare condannava, anche in modo molto pesante, indagava bene e colpiva duramente le mafie, ma considerava quello che aveva davanti a lui sempre comunque un uomo. Anche il criminale più terribile, l'assassino, il capomafia, responsabile dei delitti più gravi, era sempre una persona davanti a lui. Per questo quando entravano nel suo studio lui si alzava e stringeva la mano. Alcuni suoi colleghi mi hanno detto che loro non lo facevano, o meno molti di loro non lo facevano. Andava all'obitorio a pregare davanti al cadavere, ai tanti cadaveri che in quegli anni insanguinarono la provincia di Agrigento nella terribile guerra di mafia. Andava di Ferragosto a portare il decreto di scarcerazione di un detenuto che doveva uscire dal carcere, di fronte allo stupore dell'agente penitenziario rispondeva che gli diceva: ma dottore, Ferragosto può venire pure il giorno dopo. Dice: no, questa persona oggi deve uscire perché la libertà è la cosa più importante di tutte. Ecco, questa netta distinzione mi fa dire che era un giudice giusto, perché giudice sicuramente, inflessibile, bravissimo, e la mafia lo ha capito purtroppo prima di noi, ma assolutamente giusto perché rispettava le persone anche dietro l'immagine del mafioso, rispettava la dignità della persona. Mi hanno raccontato alcuni dei suoi collaboratori, i poliziotti, carabinieri o altro, che restava in silenzio, profondamente colpito di fronte alle immagini di un omicidio. Andava, poteva non andare, andava e aveva il volto della persona che comunque soffre dentro di sé queste immagini di violenza. Ecco, questo è perché per me è giusto, e io credo che sia anche quella giustizia che gli ha fatto dire all'ultimo davanti ai killer Picciotti che cosa vi ho fatto, perché lui sapeva di aver fatto semplicemente il suo mestiere di giudice, di averlo fatto in modo giusto. Non era né un santino, non era un eroe, non era un superuomo, era un magistrato che faceva bene come tanti oggi che lo fanno. In un momento difficile, molto difficile della magistratura, è un esempio e soprattutto è uno stimolo, è un sostegno a tutti quei magistrati che questo lavoro lo stanno facendo molto bene e in silenzio, senza puntare all'immagine né alla politica, e quindi è una figura di una grandissima attualità e di una stupenda freschezza. Non è una storia vecchia, è una storia di oggi. Memoria che diventa impegno per il territorio, il quartiere Fontanella Insieme promuove un'altra iniziativa dedicata al giudice Rosario Livatino. L'obiettivo del comitato da sempre è stato quello di promuovere attività che mirassero alla legalità e all'impegno verso il territorio. La figura del giudice Livatino quest'anno, nell'anno della sua beatificazione, diciamo che è stata da spunto per far nascere nuovi momenti di discussione, nuovi momenti di confronto con autorità e con il territorio. L'impegno verso il territorio significa impegno costante, significa promozione di quello che è il significato della legalità, promozione di quello che è il significato dell'impegno sociale mirato alla promozione stessa del territorio.